In tutto sono stati trattati 87 persone che hanno avuto dei traumi collegati con la tromba d'aria. È la stima dei feriti dopo il tornado della Riviera del Brenta. A parlare è un trevigiano, il responsabile della macchina dei soccorsi nella devastazione dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira. Paolo Rosi, responsabile del SUE 118 del Veneto, è in prima linea nel veneziano. Con i sanitari arrivati da tutto il Veneto ha soccorso centinaia di feriti che erano a bordo di macchine coinvolte e residenti colpiti dai calcinacci e dai crolli. Abbiamo mobilitato 50 persone su 19 ambulanze e 2 elicotteri, con qualche difficoltà ovviamente legata alle condizioni della viabilità, però nel complesso siamo riusciti in un tempo relativamente breve a portare soccorso dappertutto. E dalla Marca è partita una corsa di solidarietà con tanti cittadini che hanno chiesto subito come poter intervenire per aiutare le popolazioni interessate dal tornado. L'appello alla solidarietà dei trevigiani è arrivato anche dall'amministrazione comunale di Treviso. Abbiamo pubblicizzato i conti correnti bancari dei vari comuni dove anche loro hanno iniziato una raccolta fondi, ma abbiamo iniziato anche una nostra raccolta fondi, poi con un conto aperto al comune di Treviso e smisteremo il denaro raccolto nei 3 comuni più interessati in parti uguali. La solidarietà ai comuni della Riviera del Brenta arriva anche da un artista che ha messo all'asta una sua opera per devolvere interamente il ricavato alle popolazioni colpite dal tornado. Paolo Ziliotto, un volontario disoccupato di Crespano del Grappa con la passione per i quadri, ha deciso così di dipingere un leone, il simbolo della forza dei Veneti, e ha invitato altri artisti a donare le loro opere per devolvere il ricavato a coloro che non hanno più una casa. Invito tutti gli artisti, tutti i pittori, scultori, qualsiasi razza, dal più piccolo al più importante, anche i musicisti, con qualche concerto, di dedicare o donare praticamente il dovuto a queste persone che hanno bisogno.